E questa è una grande ipocrisia, abbiamo 20 regioni in Italia, 21 presidenti da eleggere, visto e considerato che 2 sono in Trentino Alto Adige. Abbiamo capito dalla sentenza della Corte che 5 di queste regioni non hanno nessun problema, quindi 6 presidenti non hanno il blocco di mandati, tutti gli altri sì. Quindi solo alcuni sindaci e solo alcuni governatori hanno questo blocco di mandati, peraltro sono le uniche cariche elette direttamente dal popolo. Nel voler ribadire che la legge è uguale per tutti, la Consulta di fatto ha rimarcato le differenze, quelle tra regioni a statuto speciale e regioni a statuto ordinario. Liberi tutti nelle prime, fermi tutti nelle seconde. All'indomani del pronunciamento della Corte Costituzionale che ha bocciato il terzo mandato per il presidente della Campania De Luca, Zaia, su cui ricade la medesima scure, sottolinea con la matita rossa una a una le contraddizioni. E sono felice per Maurizio Fugatti che nel giorno della sentenza contro la Campania è riuscito a farsi approvare una legge che prevede lo sblocco dei mandati a Trento. Questa è la dimostrazione dell'ipocrisia di questo Paese. Zaia prende atto dell'impossibilità di proseguire in un ruolo in cui lo hanno designato alle ultime regionali il 77% degli elettori, ma respinge i presupposti su cui si basa il dispositivo. Passa un principio per il quale, è per me inaccettabile che l'Avvocatura dello Stato vada a rinnovare in dibattito in Corte Costituzionale il principio secondo il quale il blocco dei mandati sarebbe l'unica modalità per eliminare centri di potere. Ecco, dire questo vuol dire offendere noi amministratori e dall'altro dare degli idioti ai cittadini che non è che votano i presidenti o i sindaci uscenti semplicemente perché sono uscenti, perché li mandano a casa se non gli piacciono. Altra tesi che il presidente rigetta, quella di aver complottato con il collega De Luca per il terzo mandato. Io non ho mai avuto rapporti e gestioni parallele su questa vicenda. Vincenzo De Luca l'unica volta che l'ho visto e l'ho sentito l'ho visto al Vinitaly in tutta questa vicenda, per cui non c'è nessuna attività all'oscuro tra governatori. Si va dal voto, dunque legittimo per la Lega chiedere di poter esprimere il candidato governatore. Quanto al suo di futuro, Zaia continua a non sbilanciarsi. Io penso a governare, dopodiché quello che farò nel mio futuro, nel momento opportuno lo dirò e dirò anche cosa penso di tutto il resto.